Il favorito è proprio Catullo Jet, Alessandro Gocciadoro. E qui possiamo parlare veramente del top a livello di ippica come allenatore e guidatore. Alessandro Gocciadoro probabilmente sta all'ippica come Jokic sta alla pallacanestro in questi ultimi anni. Si va in partenza, l'1 Cobalto di Novi, P dell'Annunziata, 2 Cannes dei Greppi, Marco Stefani, 3 Breeding Demi, Enrico Bellei, 4 Atic DL, Giuseppe Pistone, 5 Corsaro San, Antonio Di Nardo, 6 Catullo Jet, Alessandro Gocciadoro, seconda fila, 7 Ziguli dei Greppi, Edoardo Loccisano. L'autostart ha raccolto i concorrenti, entra in retta, accelera e li lascia. È velocissimo Corsaro San che cerca di scavalcarli tutti e riesce nell'operazione. Mossa perfetta quella di Antonio Di Nardo che prende la testa nei confronti di Can dei Greppi, terza posizione per Cobalto di No, di fuori rimane Breeding Demi con in scia Atic DL, quindi Ziguli dei Greppi, alla retroguardia è Catullo Jet. 14 il lancio per Corsaro San che riprende in mano e lascia sfilare Breeding Demi che passa a condurre a largo Atic DL mentre si muove dall'ultima posizione Catullo Jet. 28,8 il primo quarto, Catullo aggira il gruppo, si porta ai lati di Breeding Demi. E così il match che abbiamo assaporato nella seconda prova del campionato europeo si ripete ora. Enrico Bellei al comando a fuggire, Alessandro Gocciadoro al suo esterno per andarlo a prendere. Alla corda rimane Corsaro San, poi ancora al largo Atic DL e quindi Can dei Greppi, Cobalto di No e alla retroguardia Ziguli dei Greppi. 29,5 anche il secondo quarto, Breeding Demi che continua a camminare, Catullo Jet all'esterno, alla corda rimane Corsaro San, poi ancora Can dei Greppi e Atic DL, il chilometro si è andato in 1,13,2, Breeding Demi che la mette più lunga possibile per farla pesare a Catullo Jet che è sempre lì al Salchi del battistrada, la retta di là in 14,4, Breeding Demi che cerca la fuga, alla corda rimane Corsaro San, di fuori Catullo Jet, poi ancora Can dei Greppi, quindi Atic DL che viene in terza corsia sul calo di Catullo Jet, Breeding Demi che cerca la fuga da Corsaro San che lo segue, Enrico Bellei al comando, Antonio Di Nardo che come in precedenza va di dentro, Breeding in vantaggio, Corsaro che attacca, si difende Breeding, Corsaro insiste, al largo anche Can dei Greppi, passa Corsaro San nei confronti di Breeding Demi e i due testa a testa sul palo, è strettissima con Corsaro San che forse riesce a mettere un naso davanti a Breeding Demi, il quale però ritorna con cattiveria sul palo e lo riappariglia. 1,12,8 ragguaglio cronometrico, foto millimetrica tra Corsaro San di dentro e Breeding Demi di fuori, con Antonio Di Nardo che ha ripetuto il cliché tattico della seconda prova del campionato, infilando di dentro Enrico Bellei, Corsaro San, Afrim Schmidra per la scuderia Accademia. Vincono nei confronti di Breeding Demi, al terzo posto finisce Can dei Greppi, la vittoria di Corsaro San e Antonio Di Nardo.